La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Secondo appuntamento settimanale con Penalty, bentrovati telespettatori di TVM Palermo, siamo in onda il mercoledì alle 15:30 per parlare di eccellenza ma anche di Serie D, mentre invece il giovedì lo spazio è dedicato interamente al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Pertanto apriamo ufficialmente la nostra trasmissione, lo facciamo con il campionato di promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata l'8ª giornata, subito la schermata dei risultati. Margheritese 2018 batte Aspra 1-0, rinviata Alcamo 1928, Terasini Mundi. Vince 2-1 l'Aragona Calcio contro il Salemi Polisportiva, così come il Città di Casteldaccia 2-1 contro il Mazzara 1946. Fulgatore Atletico Partinico 0-0, Gemini Calcio batte Camporeale Calcio 4-0, Città di Marineo Calcio batte Sport Palermo 4-1 ed infine Valderice Calcio batte Casteltermini 3-1. Abbiamo un duo in testa in questo girone A del campionato di promozione. Parliamo di Gemini Calcio ed Aragona Calcio, al primo posto con 20 punti. Con 19 Margheritese 2018, 16 punti per Città di Marineo Calcio ed Alcamo 1928, con 14 Valderice Calcio, 13 punti Fulgatore insieme allo Sport Palermo, con 11 Mazzara 1946, 9 punti Salemi, con 8 Atletico Partinico, con 5 Camporeale Calcio, 4 punti per Casteltermini, Aspra e Città di Casteldaccia. Chiude la classifica il Terasini Mundi con un punto. Terasini Mundi e Alcamo 1928, una partita da recuperare. Abbiamo creato 5-6 palle gol nette, purtroppo non siamo stati fortunati davanti, poi nel secondo tempo ci siamo riorganizzati e comunque siamo stati più cinici sotto porta e una volta sbloccata la partita poi si è messa sul binario giusto e siamo stati bravi subito a chiuderla e a portare a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali. L'Aragona è un'ottima squadra, merita la classifica che ha degli ottimi giocatori, uno staff tecnico preparato che ovviamente sta portando questi risultati che ha. Noi in questo momento ci godiamo questo primo posto in concomitanza con loro, guardiamo poco la classifica, di più le prestazioni. Noi stiamo facendo bene e lavoriamo in settimana per raggiungere questo tipo di risultati e poi alla fine faremo i conti. Noi puntiamo sempre a migliorarci e a regalare queste soddisfazioni ai nostri tifosi. Tutte le settimane cerchiamo di preparare la partita nel migliore dei modi. Andiamo a affrontare una squadra che oggi credo abbia vinto 4-1 fuori casa su un campo importante come quello dello Sport Palermo e quindi ovviamente massimo rispetto all'avversario, lo andremo a affrontare col piglio giusto, consapevoli della nostra forza, sapendo che comunque andiamo a affrontare una signora squadra. Segnare su punizione, rigore o di testa non ha assolutamente importanza. L'importante è portare avanti questa striscia di vittorie e portare avanti questo progetto che è ancora un po' lungo. Non è la prima volta che gioco da play, il mister mi ha chiesto certe volte di mettermi a disposizione magari quando c'è qualche squalificato oppure qualche infortunato, dico non mi creo problemi, è un ruolo che anche tempo fa facevo
L'importante è dare sempre il 100% e cercare di scendere sempre con la mentalità giusta. Purtroppo non abbiamo segnato subito e queste partite, diciamo, se non le sblocchi viene poi difficile, soprattutto in questo campo che oggi era proprio ai limiti del giocare. Credo per quanto prodotto nel primo tempo la squadra poteva finire con un margine di vantaggio più ampio, poi abbiamo fatto i primi 15 minuti del secondo tempo, siamo stati un po' superficiali negli ultimi 16 metri, abbiamo sbagliato delle conclusioni facili con Negaziano, tre piedi, con Karim a tu per tu col portiere. Poi ovviamente, come ci capita spesso ultimamente, ci complichiamo la vita perché sul nostro errore tecnico il Salemi ci ha punito e dopo ovviamente, come dico sempre ai miei ragazzi, le partite se non si chiudono poi iniziano la seconda partita. Il Salemi è venuto fuori, poteva anche pareggiare la partita, non avrebbe rubato niente, però queste vittorie di sofferenza forgiano il carattere di staff, società, spogliatoio, quindi non sempre è buono vincere facile, vincere soffrendo è anche un buon messaggio che mandiamo al campionato. L'Aragona io la definisco una bella favola, è chiaro che quando siamo partiti a inizio stagione gli obiettivi erano quello di migliorare l'ottimo lavoro svolto e mi piace dirlo da mercante l'anno scorso, ci troviamo là sopra. Forse anche in maniera inaspettata per le concorrenti, però noi vogliamo sognare, vogliamo fare sognare un'intera città, oggi ci hanno spinto, vediamo questo connubio, questa partecipazione, quindi per noi è davvero tutto molto bello. E dopo il girone A, adesso arriva il girone B. Ottava giornata, subito la schermata dei risultati. L'Ascari Cefalù batte Città di Villafranca 1-0, Città di Galati batte Monforte San Giorgio 4-1, pareggio tra Comprensorio del Tindere e Sant'Angiolese 2-2 il risultato finale. Profalcone batte Promende Calcio 5-1, Nuova Rinascita batte Torre Grotta 1973 2-1, Aluntina batte Città di Mistretta 3-1, pareggio tra Futura e Nicosia 0-0 ed infine Orlandina Calcio batte Gangi 2-1. Seppur sconfitto, il Città di Villafranca continua ad essere leader in questo girone B del campionato di promozione. Città di Villafranca 21 punti con 20, l'Ascari Cefalù 17 punti Futura, con 15 Orlandina Calcio e Nicosia, 14 punti Aluntina con 12 Promende Calcio, con 11 punti Profalcone e Nuova Rinascita, 8 punti Torre Grotta 1973 e Comprensorio del Tindari, con 7 Monforte San Giorgio, 6 punti per Gangi e Città di Mistretta, con 4 Sant'Angiolese e Città di Galati. Da Villafranca va in scena la sfida tra i padroni di casa e la Polisportiva Lascari. Calcio d'inizio affidato al Lascari e si parte col film del match. Prima offensiva proprio per il Lascari da calcio piazzato. Prova Fazio, si incarica lui della battuta, va col destro potente. Palla però alta e nessun pericolo per la porta, difesa da Taranto. Ancora Lascari a manovrare, lancio in profondità su cui scappa sul filo del fuorigioco Monaco nell'1 contro 1 con Taranto, rallentato ancora Monaco col destro, mette alle spalle di Taranto la rete che sblocca il parziale, passa avanti il Lascari con la firma del proprio numero 9. Rivediamo il destro che trafigge Taranto, ancora Lascari a provare, il pallone fuori per il destro potente ma alto da parte di Corsino. Villafranca che cerca di orchestrare una risposta con Ferraula, giocata a 2 per Assenzio che va col destro, comoda la presa di Mammano. Subito un cambio con l'ingresso di Carpentieri, mister Caragliano costretto da subito a rimescolare le proprie carte. Ancora Villafranca che insiste con la Guidara, mette il mancino in mezzo, svetta di testa errante ma non riesce a trovare la porta.
È sempre il Città di Villafranca a rendersi pericolosa, il pallone per i piedi di Ferraù, mancino insidioso, deve allungarsi man mano e deviare in corner. Azione sull'out destro per i piedi di Arrigo, prova lo scarico, poi il servizio per Ferraù, la mette di prima intenzione in mezzo dove si coordina. Capitan Assenzio cerca la volée, palla che termina alta. Ancora un piazzato per il Villafranca, predispone il muro man mano, conta i passi, poi va con il mancino Ferraù, deviato, palla che scivola di poco fuori. Immagini del secondo tempo che ripartono subito con un cambio con l'ingresso di Marullo. Polisportiva Lascari che prova a rifarsi viva con questo destro a giro provato da Corsino, non spaventa però la porta di Taranto, lo stesso Taranto costretto ad abbandonare con l'ingresso di Sottile. Altro cambio, stavolta è il momento di Marino. Rilancio in profondità, in zona errante, fa la sponda per il destro, provato da Assenzio, non riesce però nell'impatto fortunoso. Pallone sull'out destro per Marullo, uno sguardo in mezzo, poi il traversone, l'occasione è quella giusta per il mancino, potente ma impreciso per Carpentieri. Pereira alza la testa, cerca una soluzione, la trova sull'out destro, prova a partire in scorribanda Marino, resiste al contrasto, poi il tocco sul secondo palo, destro a botta sicura di Carpentieri su cui c'è il miracolo da parte di Mammano. Rivediamo la gran parata, poi forse anche un tocco di mano, si gioca per il direttore di gara. Assenzio prova lui col destro ancora in mezzo, si coordina bene, errante, il pallone però è comodo per Mammano. Altro slot è quello di Presti. Pallone altezza centrocampo, il rilancio in profondità deve uscire con coraggio, Sottile, il pallone resta lì. Sul secondo tentativo, quello di Johnson, si alza il braccio del direttore di gara a fermare tutto. Ancora Villafranca a provarci con l'ultimo sforzo. Pallone sull'out destro dove c'è la corsa di Errante, la mette in mezzo. Svetta di testa ma manda alto il pallone Marino. Su questo rilancio da parte di Pereira arriva il triplice fischio. Termina qua dal comunale di Villafranca. A vincere è la Polisportiva Lascari. Per 1-0 decide il match. La giocata nel primo tempo da parte di Monaco. Al Salvatore Perdighizzi di Gioiosa Marea va in scena una gara dal profumo d'alta classifica tra Torre Grotta e Nuova Rinascita, valida per l'8ª giornata del campionato di promozione. La squadra di mister Giannicola, giunta reduce dal pareggio esterno sul campo del Nicosia, vuole tornare alla vittoria per dare continuità al proprio percorso. Dall'altra parte la Nuova Rinascita arriva carica di entusiasmo dopo il convincente 3-0 casalingo rifilato al Gevi Faranda di Patti. Le due formazioni si presentano appaiate a quota 8 punti, pronte a contendersi un successo e potrebbe dare il giusto slancio in classifica. Grazie all'ausilio delle immagini passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre al 10° con Scarbaci che serve Cabrera, cross per Neres, para Raimondi sulla ribattuta, però gonfia la rete d'Amico per il vantaggio ospite dopo 10 di gioco. Al quarto d'ora punizione di Giordano dal limite, bloccata dall'estremo difensore della Nuova Rinascita in Ferrera. Giro di boa alla prima frazione di gioco, la difesa locale rilancia su Scarbaci che calcia bene, sfera però deviata in corner. 2 minuti dopo la mezz'ora torna ad offendere il Torregrotta con Giordano che innesca Isgro, palla per Morabito che dal limite prova ad armare il mancino che sorvola però la trasversale dei pali. 6 minuti più tardi ancora Gele Morabito apre per Viscuso, cross per Isgro che di controbalzo ci prova col mancino sparacchiando alto. All'ultimo minuto della prima frazione di gioco accetta a sinistra in surplus il cross per la testa di Rabbi Daudet che batte Raimondi per la seconda volta, doppio vantaggio della Nuova Rinascita Patti proprio prima del duplice fischio del direttore di gara che arriva tra le proteste dell'estremo difensore torrese. Inizia con un doppio cambio per il Torregrotta, la ripresa dentro Impalà e Battaglia in luogo di Giordano e Bonasera sortiranno gli effetti sperati i cambi. Infatti
infatti il lancio di Leo per la testa di Isgro, il quale serve Morabito che anticipa tutti e riapre la gara. Il prodotto del settore giovanile torrese, ultimo a mollare per i suoi. 2 minuti dopo l'ora di gioco, Cabrera per Mosca, la sfera in profondità per D'Amico che troverebbe anche la rete dell'1-3 annullata per posizione irregolare. 1 minuto più tardi la sponda di Rasà per Impalà che si invola tutto solo in area di rigore, prova con il mancino, trova solo però il palo esterno. Al 68esimo Rabbi Daudet duetta con Accetta, l'11 ospite autore del gol dello 0-2 ci prova con il destro calciando alto sulla traversa. Dentro intanto anche Cannistra in luogo di Morabito. 5 minuti più tardi cross di Sgro che si impenna, arriva il terzo tempo di Leo ma in Ferrera è attento e blocca la sfera a terra. All'80esimo termina la partita di Viscuso, inizia quel di Mondo, scampoli di gara anche per Raimondo nel finale, alto prodotto del settore giovanile torrese in luogo di Spadaro. Secondo minuto di recupero, lancio di Crisafulli per Rasà, sponda per Leo che stoppa bene ma calcia fuori di pochissimo. L'ultima occasione però è di marca Pattese, Accetta, lancia Lopresti che colpisce il legno a tu per tu con Raimondi, evitando così guai peggiori al Torregrotta. Termina così la sfida del Comunale Perdighizzi di Gioiosa Marea Blitz della nuova Rinascita Patti. Un saluto a loro amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Dopo 5 sconfitte consecutive il Città di Galati rialza la testa e lo fa nel momento più difficile sul campo del Monforte San Giorgio. I locali partono con coraggio, Bartuccio ci prova subito ma il suo destro non impensierisce Graziano. Diverso invece l'esito dall'altra parte quando al minuto 12 Basilio Campisi illumina la corsa di Davide Vicario che brucia la difesa, salta il portiere e deposita in rete lo 0-1 mettendo in discesa la gara per i suoi. La reazione del Monforte è immediata, Bartuccio inventa, Di Natale si avventa ma manda alto, poi ancora i due costringono Graziano alla parata in 2 tempi, ma al 35esimo gli ospiti colpiscono di nuovo, Serna fa da sponda, Eric Campisi controlla in aria e spara un destro potentissimo sotto l'incrocio e 2-0 Città di Galati. Nella ripresa i locali ci credono, Pietrangelo prova da fuori, Graziano respinge, ma al 53esimo arriva il gol che riaccende le speranze grazie a Venuti che servito dal solito Bartuccio controlla e con freddezza insacca l'1-2. La gioia però dura appena 4 minuti, infatti al 57esimo Conti trova il varco giusto e con un destro preciso batte Agnello per l'1-3 che taglia le gambe al Monforte. In pieno recupero c'è spazio anche per il poker con Mondello che calcia da dentro l'area, una deviazione beffa il portiere e chiude i conti sul 4-1. Finisce così un successo pesantissimo per il Città di Galati che spezza la lunga serie negativa, lascia l'ultimo posto in classifica e sale a quota 4 punti. La formazione di Peppe Laurà si porta ora a soli 3 lunghezze proprio dal Monforte che invece resta fermo a 7. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone C, qui si è giocata la 7ª giornata. Subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Sant'Alessio batte Aci Bonaccorsi Calcio 2-0, Ionic FC batte Santa Domenica Vittoria 3-0. Pareggio tra Città di Mascali ed Atletico Catania, 1-1 il risultato finale. Riviera Nord batte Città di Misterbianco 2-1, Calcio Santa Venerina batte Bronte Calcio 2024 4-1, Città di Aci Sant'Antonio batte Belpasso 2-0 ed infine Baldinisi Calcio batte Atletico Messina 3-1. Ancora imbattuta la squadra che guida il girone C del campionato di promozione. Parliamo del Calcio Santa Venerina, al primo posto con 21 punti, con 16 Baldinisi Calcio, 13 punti Belpasso 2014, con 12 Città di Aci Sant'Antonio e Ionic FC.
11 punti Atletico Catania con 9 Città di Mascali, Sant'Alessio e Bronte Calcio 2024. 7 punti Atletico Messina e Città di Misterbianco con 6 Aci Bonaccorsi Calcio. 4 punti Riviera Nord, chiude all'ultimo posto con 0 punti Santa Domenica Vittoria. Bonus salvezza steccato e situazione che si complica. In classifica il Sant'Alessio esulta con 2 gol nel finale e mette nei guai la Bonaccorsi in quello che a tutti gli effetti rappresentava uno scontro delle zone basse di classifica di promozione Girone C. Situazione preoccupante per quanto visto in casa gialloverde in certi frangenti del match, fatti propri dagli avversari che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per passare dalla zona a rischio a metà classifica nel breve volgere di un paio di settimane. Nella Bonaccorsi dentro dal primo minuto il terzino Stefano Fazio, una novità in organico. Squalificato Tonzuso, la coppia centrale e Di Paola Sferrazzo in retroguardia, mentre in attacco c'è Cerasuolo titolare. Avvio shock dei padroni di casa, Milazzo di sinistro alza la mira e al quarto la capitolazione è a serio rischio. Sferrazzo imbriglia Ceias, calcio di rigore per il Sant'Alessio, su Olivera salva Viola. La Bonaccorsi scampa il pericolo e si sveglia, ma l'attacco fa scena muta. Abramo apre per Divenuto che si ferma a metà tra un tiro e un prevedibile cross. La Fauci ringrazia e lo stesso accade quando Abbascià di testa intercetta un lancio del portiere e Cerasuolo è iperappannato nel recitare il ruolo di Killer Instinct. Segnali sì di incoraggiamento, ma il digiuno si impossessa un po' di tutti. Laterale di Fazio, Cerasuolo per Divenuto che viene respinto. Abbascià non punge da ottima posizione per poi preferire un'anonima giocata da solista. Altro tasto dolente su cui dovrà lavorare il tecnico Peppe D'Antone nell'ottica del gruppo. Solo esterno della rete per il centrocampista di casa. Alla mezz'ora ottimo lavoro di Calarco, il filtrante per Cerasuolo è un invito all'1-0. In 2 tempi altro segnale funesto di imprecisione. Si fa fatica ad arginare dall'altro lato Ceias, così il Sant'Alessio confeziona 3 chance in pochi minuti. La prima con Farfaglia che si accompagna al trend di errori offensivi tipici di questo sabato. Poi Arias per Sheriff, cambiano i protagonisti ma non la musica. Graziati così i padroni di casa. Infine Olivera manda alto, tradotto spreca la terza palla ospite in questo scorcio finale di primo tempo. Però a mandare tutti negli spogliatoi con tanto rammarico, sponda Aci Bonaccorsi, è l'occasionissima che cade proprio sul duplice fischio. Fazio lancia profondo Cerasuolo, al limite viene servito Nicosia, incredibile, anche lui non spezza il trend di un risultato a occhiali che verrà pagato nella ripresa a carissimo prezzo dagli etnei. Cattiveria, eccola al rientro in campo, angolo di Nicosia, esce di poco il Sant'Alessio, Abbascià mitraglia dal limite. Gli arancioni ci mettono un piede anticipando la possibile deviazione sotto porta di Sferrazzo ed è solo calcio d'angolo per la Bonaccorsi. A pareggiare il conto delle occasioni è Altamirano. Conclusione da fuori con il destro, palla sulla traversa, Scorciapino, poi salva tutto in calcio d'angolo. Il primo cambio di casa è tra le punte, lascia Calarco e va dentro Palazzolo. Nuovo assalto locale, Sferrazzo per Cerasuolo. Nicosia non trova spazi di fronte all'avversario, abbastanza abbottonato. Alla fine Abramo col mancino sfiora il legno da fuori. Idem divenuto su questa palla giunta da punizione di Abbascià e respinta di testa dagli ospiti. E stesso destino, ma qui con la Fauci che si erge protagonista, per il destro tesissimo indirizzato sotto la traversa di Fazio. E il botta e risposta prosegue con la complicità della difesa. Bruzzese la gira sul lancio di Ceias, guai a lasciarlo solo. Pallone che finisce fuori di poco. Entra la Spina a metà tempo, saluta Nicosia. Al 33esimo la svolta. Lombardo scruta lo scatto, col sospetto di un fuorigioco, di Arias. La scopertura dei centrali della Bonaccorsi fa il resto e l'atto primo del patatrack è compiuto. 0-1 a 12 dalla fine. A questo punto D'Antone sbilancia i suoi. Dentro Solimene per Abbascià e il neoentrato su assist di Fazio non va oltre questo tiro defilato. Testimonianza di un sabato davvero da dimenticare. A complicare ulteriormente i giochi è l'espulsione di Palazzolo a 6 minuti dalla fine, reo, secondo il secondo assistente Mancuso di Palermo, di un fallo a palla lontana. Ridotto in 10, la Bonaccorsi vede completata l'opera a 2 dalla fine. Ceias, sicuramente più sveglio degli avversari nel capitalizzare un tiro respinto da Viola, mette a segno il gol dello 0-2. Per la Bonaccorsi è notte fonda e nella settimana che porterà un altro match delicatissimo col Città di Misterbianco sarà chiamato a serissime riflessioni. Yeah.
Mister D'Antone, 2-0. Che c'è da dire su questa partita? Tanta amarezza, un primo tempo sottotono, un secondo dove comunque attraverso le tue parole nello spogliatoio ha dato nuova linfa alla squadra, che è anche vero che poi dopo 20 minuti è di nuovo naufragata. Sì, partiamo da questo, da un primo tempo che abbiamo regalato al Sant'Alessio, nonostante le prediche che avevo fatto all'inizio gara di essere molto attenti, molto cattivi e di giocare di squadra. Purtroppo i ragazzi hanno preferito giocare, come ho detto, a tamburelli, e quando giochi a tamburelli in queste categorie rischi che poi altri giocano a calcio nonostante l'avversario era modesto e ti fanno male. Non ci hanno fatto male semplicemente perché siamo stati fortunati e loro sono stati imprecisi sotto porta. Poi c'è anche da dire che purtroppo siamo ripetitivi, ma credo che la cosa che aspetterò stasera è il montaggio delle immagini, che il gol loro è viziato da un fuorigioco almeno di 2 metri. Al secondo minuto, anche forse erano passati 115 secondi, l'arbitro ha concesso un calcio di rigore a noi in casa, come è successo con lo Ionica. Così, con molta leggerezza e tranquillità, ha espulso il nostro giocatore. La conduzione dei cartellini è sempre a sfavore nostro, loro non è stato ammonito uno solo, forse alla fine, per le tante proteste. A noi ci hanno espulso l'allenatore in seconda, un attaccante, ci hanno dato un rigore contro, un gol in fuorigioco, ed è difficile continuare così perché non è nella partita singola che uno va a contestare, è nel contesto di 2 anni di promozione che è diventato veramente pesante accettare questo. Accettiamo il verdetto del campo, la sconfitta, facciamo i complimenti a Sant'Alessio che con molta umiltà ha cercato di fare quello che poteva fare, perché sicuramente avranno seri problemi anche loro arrivare alla salvezza, però dico, giusto che loro hanno preso i 3 punti e vediamo, il futuro diventa un po' complicato. Ma guardando la partita è anche vero che non possiamo pensare che siano soltanto queste sviste arbitrali a determinare comunque un comportamento tattico e tecnico dei tuoi ragazzi. I tuoi ragazzi comunque ci hanno messo del loro. Sì, questo fa parte del contesto di che cosa stiamo parlando. Chiaramente già a Belpasso si era visto che i ragazzi dal punto di vista del gioco avevano mollato, non giochiamo di squadra, l'abbiamo dimostrato nel primo tempo. Poi alla fine del primo tempo ho cercato di dare una strigliata, esasperandomi. Loro per i primi 20 minuti l'hanno fatto discretamente bene, hanno alzato il livello, hanno giocato di squadra, hanno creato. Poi purtroppo anche la sfortuna, vedi l'episodio del gol, ci ha un po' direzionato a perdere la testa negli altri 20 minuti, che poi non si è giocato, espulsione, quel gol che diciamo contesto in fuorigioco. In queste categorie purtroppo l'episodio fa la differenza. Passavamo in vantaggio noi, magari la portavamo a casa perché l'avversario veramente aveva difficoltà a farci il gol. Poi chiaramente uno in meno, tutti in avanti, hanno fatto il secondo gol, però dico, loro non hanno rubato niente. Purtroppo a livello personale c'è molto da riflettere. Sono abbastanza intelligente da capire che se i ragazzi non mi ascoltano, non mi seguono più, già avevo meditato prima della partita, ma a maggior ragione oggi sicuramente posso tranquillamente fare un passo indietro e cercare magari tramite il direttore sportivo Racca, che avrà un bel lavoro da fare, magari cercare il sostituto, così che magari i ragazzi avranno una persona che avrà quella voglia, gli farà scattare quell'entusiasmo che è evidente che hanno perso, perché abbiamo iniziato bene nella prima parte in Coppa Italia e quant'altro, poi ci siamo seduti come se siamo una grande squadra, la società non fa mancare niente, perciò i ragazzi qua si sentono come se sono in una big, abbiamo tutto quello che occorre a una squadra di calcio: magazziniere, preparatore atletico, massaggiatore, medico sociale, custode, hanno tutto, e questo qua purtroppo secondo me alla fine paga negativamente, perché io l'ho fatti questi discorsi ai ragazzi, non li percepiscono e purtroppo con molte probabilità posso essere io il problema, e sicuramente farò un passo indietro stasera. Parlerò col direttore sportivo, con il presidente, e bisogna avere anche a livello di intelligenza, cioè avere l'intelligenza anche di capire di non insistere, perché ripeto, a me non me lo ordina nessuno di fare quello che sto facendo. Mi sono messo a disposizione dei ragazzi, tanti li avevo portati io qui ad Acipona Corsi, credevo in loro, ma dico credevo perché fino ad oggi ci credevo che potevano rispondere presente, non l'hanno fatto. A questo punto bisogna anche
accettare le situazioni che si vengono a creare. Mister Perrone, 3 punti che a questo punto diventano pesantissimi per la classifica, ma il morale fa schizzare a 1000 comunque la soddisfazione di una vittoria contro questo Aci Bonaccorsi, che ha giocato un primo tempo certamente sottotono, nel secondo è venuto fuori, però è anche vero che voi avete colpito e credo anche abbastanza meritatamente. Tanto grazie per le belle parole nei confronti della nostra squadra. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficilissima, perché ho visto l'Aci Bonaccorsi in altre situazioni, aveva battuto la Ionica, aveva messo in difficoltà il Bronte, mi ricordo, la capolista, il Santa Venerina, aveva messo in difficoltà il Belpasso, quindi sapevamo benissimo che oggi sarebbe stata una partita durissima, e così è stato, perché la partita è stata molto maschia, su un campo onestamente forse il campo che non era all'altezza oggi di questa bella partita, perché comunque è stata una bella partita. Il primo tempo forse abbiamo fatto meglio noi, nel secondo tempo, come ha detto lei, loro hanno avanzato il baricentro di qualche metro, però ovviamente si sono un attimino alzando il baricentro, hanno lasciato qualche ripartenza importante e noi ne abbiamo approfittato. Questi 3 punti vi proiettano in una posizione leggermente più tranquilla, mettendo sotto proprio l'Aci Bonaccorsi. A questo punto della stagione è tutto comunque ancora aperto. Mauri, noi abbiamo un obiettivo importante, che è quello della salvezza. Noi abbiamo allestito una squadra, siamo stati pescati, quindi abbiamo allestito una squadra alla fine. Siamo partiti anche come preparazione atletica 2 settimane, se non 3, rispetto a molte squadre del campionato di promozione. Quindi eravamo un po' in ritardo, piano piano stiamo recuperando un gap. Abbiamo fatto finora, devo dire, delle ottime prestazioni. In qualche partita forse la fortuna non è stata dalla nostra parte. Oggi magari siamo stati anche un pochino più fortunati, anche imprecisi, perché comunque dopo all'inizio avere il rigore e sbagliarlo non è facile. Magari la partita sarebbe stata completamente diversa. Però dico, ovviamente siamo soddisfatti della prestazione in primis, almeno io sono soddisfatto del fatto che, come avete potuto vedere, è un gruppo di ragazzi fantastici, non mollano mai, corrono sempre, raddoppiano, si danno una mano, questo è quello che fa la differenza. Tra l'altro questa differenza aiuta in un campionato difficile come quello della promozione, dove ogni palla diventa sempre molto difficile da controllare e bisogna pur vincere anche le partite per smuovere la classifica. Certo, noi, quello che dico sempre ai ragazzi, noi ogni partita intanto proviamo a fare punti. Abbiamo fatto un periodo in cui abbiamo fatto 3 pareggi consecutivi, qualcuno era deluso, ma per una squadra si deve salvare, l'importante è sempre dare continuità e muovere la classifica. Diciamo che oggi abbiamo recuperato del passo falso in casa della settimana prossima, in una partita che obiettivamente non meritavamo assolutamente di perdere. Però il calcio è questo, la fortuna, si dice, aiuta gli audaci, giustamente, e quindi magari ci sarà una partita in cui andremo sotto, una partita in cui compenseremo, ecco. Ma l'importante, ripeto, è lottare come hanno fatto oggi su tutti i palloni i ragazzi, e questo è quello che voglio dalla squadra. Aci Sant'Antonio Belpasso, sfida aperta in zona alta della classifica tra 2 delle formazioni più in forma del momento. Squadra del Carretto reduce da 2 enormi prestazioni con Atletico Catania e Ionica, dall'altra parte Belpassesi, secondi in graduatoria con soli 2 gol subiti fin qui. Bastano infatti 5 giri d'orologio, Motta con la rimessa lunga come un treno sbuca in mezzo all'area, Dennis Sciuto che spacca la porta e fa 1-0. Poco dopo ancora Aci Sant'Antonio, Barbagallo su calcio d'angolo, pesca Gallo a centro area, paratone del portiere che se la ritrova lì. Stessa dinamica più avanti, sempre Barbagallo dalla bandierina, pallone scodellato in mezzo, sfera che viene prolungata sul secondo palo, Fichera al volo, per poco non fa un gol dei suoi. A metà tempo si fa vedere il Belpasso e lo fa con Milizia che galoppa palla al piede, riesce ad entrare in aria, poi destro ad incrociare, sfera larga.
Più avanti altro giro dalla bandierina per l'Aci Sant'Antonio, solito schema, Barbagallo per Gallo, incornata larga. Sono sempre gli uomini di mister Giovanni Russo a dominare, qui rimessa lunga di Guagliardo che va alla ricerca di Litteri. Sputa via il pallone la difesa del Belpasso, poi Giannetto la rimette in avanti, viaggio sorpreso, sbuca Litteri di testa che costringe il portiere al paratone che si ripete qualche minuto più tardi, ennesimo piazzato di Barbagallo, la tocca Luca di testa e per poco non sfiora un clamoroso autogol. 1-0 al riposo, dominio assoluto santantonese. Nella ripresa subito chance per Licciardello che prova a farsi vedere, trova un varco a sinistra, conclusione mancina, fuori quindi a Fichera farsi vedere, scambio con Licciardello che accomoda di testa, può sgasare Fichera in aria e ancora i guantoni a dire di no. Il gol però è nell'area, qui errore grave di Luca in mezzo al campo, Barbagallo subito per Licciardello, solo davanti al portiere, destro piazzato sotto la traversa, raddoppio Aci Sant'Antonio, la firma di Eugenio Licciardello, meritatissimo 2-0. Lo avevano cercato in tutti i modi i padroni di casa, bravissimo Barbagallo, tutta la freddezza di Licciardello, avanti di 2. Poco dopo tocca ancora a Fichera fare i buchi per terra, riceve sul tocco di un compagno, punta l'uomo, va sul mancino, il palo stavolta a dire di no al 7. Dall'altro lato una delle rare azioni offensive dei belpassesi, cambio campo interessante, stop e tiro al volo, il palo anche qui a stoppare tutto. A metà ripresa ancora a corner, stavolta asciutto, manco a dirlo, a centro area, stacca Gallo che la schiaccia in porta e fa 3-0. Super stacco aereo del capitano, gol dell'ex per lui, devastante. L'Aci Sant'Antonio sui piazzati, gara in ghiaccio. Nel finale c'è poi tempo per un altro contrattacco santantonese, lavora benissimo Lopresti che punta a Viaggio, poi pallone per il solito Fichera che salta l'uomo senza neanche vederlo, destro al giro e 4-0 ad un passo. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio all'Antonino di guardo di Aci Castello, vince e come l'Aci Sant'Antonio con una super prestazione, biancazzurri che torneranno in campo sabato contro il Sant'Alessio.
Chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di promozione presentando il girone D. Anche qui, ottava giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Santa Croce Soccer, Sommatinese Calcio 0-0, Scicli batte Gela 2-1, Akragas batte Frigentini 2-1, Priolo FC batte Atletico Megara 2-0, Calat batte Città di Canicattini 1-0, Gimini Cascordia batte Notocalcio 3-0 ed infine Serra di Falco batte Pro Ragusa 2-0. Continua il testa a testa tra le due squadre che in questo momento sono leader nel girone D del campionato di promozione. Parliamo del Priolo FC ed Akragas. Appaiate in testa con 21 punti, con 14 Santa Croce Soccer, 13 punti Gimini Cascordia, con 10 Pro Ragusa, Città di Canicattini ed Atletico Megara, 9 punti Sommatinese Calcio, con 7 Serra di Falco e Scicli, 6 punti per il Calat, con 5 Noto Calcio. Chiudono la classifica il Frigentini con 4 punti ed il Gela con 2. Si parte, sovrapposizione di Sortino, Cicero va a puntare, prova il destro, prima occasione, 2 minuti e 40. Parte adesso Jama con la battuta sul primo palo, colpo di testa di King, lancio lungo, Jama di testa, la ricaccia dentro verso Tripoli, in area di rigore, Tripoli! Contrastato da Denaro, calcia fuori Silvio Tripoli, Fraga Pane recupera e poi King, adesso prova anche l'Akragas in profondità con Tripoli che va a puntare Floridia, Tripoli si porta il pallone sul sinistro e al 38esimo passa in vantaggio l'Akragas con Silvio Tripoli che trova il quinto gol in campionato, chiede di rispettare la regolarità delle azioni, parte Jama col sinistro sul primo palo, palla fuori di un soffio, Tavella va al lancio lungo, dopo 1 minuto e mezzo di recupero finisce il primo tempo, Akragas in vantaggio al Pietro Scollo di Modica, gol di Silvio Tripoli, fischio dell'arbitro, parte Jama col sinistro sul secondo palo, palla proprio sul palo, fischia adesso, parte Jama col sinistro e c'è il grandissimo gol di Cristian Jama al 14esimo sul palo del portiere, l'Akragas raddoppia, ha segnato Cristian Jama, palla verso Indelicato che la tocca verso Jama, attacco di Jama per Indelicato, cross in mezzo dalla sinistra, colpo di testa di Gambino, lato corto dell'area, Giordanella va a puntare Camilleri, Giordanella c'è il raddoppio, palla arretrata verso Vitale, il controllo sinistro di Vitale e c'è il gol, la riapre Salvo Vitale al 27esimo, Jama dalla destra, cross sul secondo palo, di testa Gambino, palla respinta dal palo, al 50esimo minuto Akragas batte Frigentini per 2-1, boccone a mano per i ragazzi di Ciccio Di Rosa che hanno lottato fino all'ultimo secondo, hanno messo in seria difficoltà la capolista. La partita è stata sofferta nel finale, primo tempo l'abbiamo gestito bene, possesso palla, abbiamo cercato di portare avanti i palloni, siamo andati subito in vantaggio con Ventigni che ci ha aperto la partita, poi sul finale del primo tempo abbiamo chiuso sul 2-0 e ci ha permesso di poter gestire l'inizio del secondo tempo, dove noi siamo calati e il Gela piano piano ha preso un po' di campo. Alla fine il punteggio ci ha dato merito per l'impegno che abbiamo messo, portiamo a casa questa vittoria, anche se un po' sofferta, ma va bene così. Vero, è stata una partita combattuta, soprattutto al secondo tempo, però al primo tempo, i primi 20 minuti abbiamo fatto vedere un pochettino il nostro carattere, anche se non abbiamo tenuto il ritmo per tutta la partita, però d'altronde siamo stati decisivi. E soprattutto ci siamo allenati bene in questa settimana. È stata una partita bella, combattuta in tutti i 90 minuti. Siamo stati sfortunati nel primo tempo che ho preso la traversa, potevamo chiudere il primo tempo 1-1. Nel secondo tempo ci siamo svegliati, abbiamo fatto il gol, però non è bastato. Peccato per questo risultato perché ci serviva
a rialzarci da questo momento brutto. E niente, ringrazio tutto lo staff dello Scicli, ringrazio tutta la squadra dello Scicli, resterà sempre nel cuore. L'anno scorso ero qua e mi sono dato benissimo. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Caltagirone, campo di calcio Pino Bongiorno e dunque benvenuti alla visione e all'ascolto di questo match relativo al campionato di promozione Girone D, settimo turno. Di fronte le squadre del Caltagirone e del Canicattini. Tutto pronto, fischietto in bocca, partiti. Dunque commendatore, oggi con la casacca numero 10. Si stringono le maglie giallorosse attorno ai centrocampisti, poi per un attimo ha recuperato Nigido. Ma sono ancora i giocatori del Canicattini al tentare il disimpegno. Attenzione alla palla bella a centrocampo recuperata da Cannarosso, si propone, riceve Gabriele Turisi che entra in aria, la mette in mezzo, il tiro e gol. Nigido porta in vantaggio il Calat. Bella azione in ripartenza impostata da Cannarozzo, pronto inserimento sulla destra di Gabriele Turisi che ha messo la palla in mezzo e ha trovato sotto misura la pronta deviazione di piatto del giovane attaccante Nigido. E dunque al sesto del primo tempo il Calat si porta in vantaggio, gol di Nigido. Attenzione, battuta a sorpresa, la punizione, c'è la volata di Gabriele Turisi che entra in aria, Turisi guarda in mezzo, la mette troppo profonda, non ci arriva Camuti e sciupano dunque questa ghiottissima palla gol i biancorossi col duo Gabriele Turisi Camuti, rapidissimi nel riversarsi sui 16 metri avversari, tutto questo al 33. Un rimpallo favorisce Cuce, la verticalizzazione, cercare lo scatto di Ianne cerca il varco, il tiro sul primo palo è ben appostato, non si fa sorprendere Spartà. Tocco di Cannarozzo a cercare lo scatto eventuale di Ianne, adesso appoggiato da Cuce, quindi Doni nel destro, la palla che sibila il palo sulla destra di Spartà e Caltagirone che dunque sfiora il raddoppio in rapida azione di contropiede. Bella la conclusione in diagonale dall'attaccante numero 14 Donnina, servito da Cuce che ha di un soffio mancato la marcatura del raddoppio, tutto questo al 43esimo. E arriva il triplice fischio, erano dunque 6 minuti e non 8, non era possibile vedere con chiarezza e dunque il Caltagirone torna alla vittoria. Lo farà soffrendo soprattutto nell'arco di questa ripresa per via di una pressione molto alta, quella portata dal Canicattini che ha cercato in ogni modo di guadagnare l'area avversaria, ma il Caltagirone ha ribattuto palla su palla. Ribadiamo dunque il finale qui dal Pino Bongiorno. Caltagirone batte Canicattini 1-0, gol di Nigido. E dopo lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del campionato di prima categoria con le schermate comprendenti i risultati e le classifiche dei 6 gironi.
faccio complimenti a Sant'Anna, che è una squadra veramente organizzata e merita la posizione di classifica. Poi è doveroso fare complimenti ai miei ragazzi che lavorano bene tutta la settimana, hanno fatto veramente una grande prestazione e il merito va tutto loro. E quindi poi quando riescono le cose diventa facile, ma devo dire che i ragazzi veramente hanno fatto una prestazione importante, di livello. La squadra oggi ha rispecchiato una buona parte della mia identità di gioco. Diciamo che è una squadra, come vi ho detto sempre, nuova, tutta nuova, quindi piano piano si sta amalgamando. Speriamo che continui così, noi viviamo di giornata dopo giornata. Siamo un bel gruppo, sicuramente le vittorie non vengono mai dal singolo, ma vengono dalla squadra, dalla voglia di vincere e dalla determinazione. Ci siamo allenati molto bene in settimana e ripeto, quando uno si allena bene poi la domenica si riporta a questi risultati. Ho conosciuto il presidente, ho conosciuto il mister e sono venuti a Paternò a parlarci, sono persone veramente per bene e non è facile trovarle in questa categoria, queste persone, a questa serietà, e quindi sono soddisfatto e sono contento di aver accettato questo progetto. Abbiamo fatto tutti quanti un grande lavoro, già in settimana l'abbiamo preparata bene, ogni volta ci alleniamo sempre al massimo. Grazie al mister e ai compagni sono riuscito anche a trovare il primo gol quest'anno. Sì, abbiamo giocato una bellissima partita, siamo stati soprattutto un grande gruppo, abbiamo giocato insieme, di squadra, che avevamo preparato già all'inizio che questa non era una vittoria del singolo, una giocata del singolo, ma della squadra. Siamo stati in grado di sostenere una partita alla nostra altezza, abbiamo superato di netto gli avversari e siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. 6 gol in 6 partite, diciamo, sto riuscendo a mantenere una buona media, speriamo di continuare così e farne tanti altri. Prima di chiudere la puntata odierna di penalty, subito anche la schermata dei risultati di Coppa Sicilia riguardante il campionato di prima categoria. E con questa ultima schermata chiudiamo qui la nostra puntata di penalty, quella del giovedì, come al solito in onda sempre sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente mercoledì prossimo alle 15:30 ed in quel caso parleremo di Serie D ma anche di eccellenza. A tutti voi la buona serata. Ricordate questa figura? Lui è Pietro Anastasi, una colonna della Nazionale, una colonna della Juventus, uno dei giocatori italiani più famosi di tutti i tempi, un goleador nato. Da 4 anni Play Village organizza un premio regionale, subito dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2020. Vi aspettiamo anche per questa 4ª edizione, prossimamente.